far funzionare il cervello, soprattutto per i giovani, ma vale per tutti ovviamente, è un piacere e per certi versi un diritto e un dovere far funzionare il cervello. Insomma, il cervello serve per essere vivi, per poter disporre del massimo della propria, ognuno ha una propria altezza personale, ve ne accorgerete nella vita. Uno deve fare, per altezza ovviamente non intendo soltanto l'altezza fisica, uno deve sapere che nella vita il meglio che può fare è dare il meglio di se stessi, vivere di se stesso, vivere all'altezza di se stesso. Questa cosa prevede però che uno pensi, e prevede che pensi in libertà, cioè non per conto di qualcun altro, che non pensi a pagamento. Intendiamoci, poi se uno fa un lavoro di un certo tipo è ovvio che venga pagato da qualcuno per pensare. Faccio un esempio: se una società farmaceutica paga un ricercatore scientifico sui medicinali, quello pensa e ricerca a pagamento. Anche a questo, soprattutto se si tratta di vaccini, bisognerebbe chiedergli: ma quando poi dopo tu fai una ricerca e la società farmaceutica impone attraverso dei contratti dei vaccini che magari non sono indispensabili, tu che hai fatto la ricerca e che hai fatto il tuo dovere, come ti senti con la tua coscienza nel momento in cui il tuo lavoro è usato in un altro modo? E questa è una delle tante domande che ci si possono porre. Allora, per tornare non so se lo sapete, ma studi recenti, a partire da un famosissimo neurologo che si chiama, un mio omonimo, almeno come nome, che si chiama Oliver Sacks, hanno stabilito questi studi che il cervello di una persona fatica al 17% di più se guarda la parete bianca piuttosto che se guarda la televisione. Pensate quanto vi richiede la televisione, quanto vi fa funzionare il cervello. Sono studi, e non è che ha detto la televisione, il tal programma, la De Filippi piuttosto che Grande Fratello, Santoro o la Gabanelli, cioè programmi buoni, cattivi. La televisione in generale, come mezzo che lascia passivi, fa faticare il vostro cervello. Io uso il termine faticare, ma dovrei dire lavorare il vostro cervello, il 17% in meno di una parete bianca, non di una parete con un quadro, per cui uno guarda una parete completamente bianca. Ecco, queste pareti non sono bianche. Ebbene, se una parete bianca fa funzionare il cervello 17 volte di più, il 17% in più di una televisione. Capite bene che quindi voi, affidati alla televisione, siete avviati a un destino di stupidità. Ma non lo dico in senso, è proprio il meccanismo che non vi prevede intelligenti. Non si chiede una libertà di pensiero, si chiede una docilità e una propensione al consumo che non dia fastidio ai padroni.